Benvenuto al maestro Venturini, ambasciatore della canzone napoletana nel mondo. È stato di recente in Austria, Belgio, Germania, Australia, poi è tornato in Italia, ha pubblicato tra l'altro di recente una sua antologia della canzone napoletana in 10 compact disc, quindi insomma di lavoro non c'è. Come viene accolta la canzone napoletana all'estero, ancora oggi? In un modo fantastico, più che mai. Proprio questa Napoli classica, la grande canzone napoletana, si impone e tira moltissimo Mollica. Teatri sempre pieni, gente che chiede le canzoni più strane, le canzoni più belle del repertorio napoletano, quelle sconosciute e quelle famose, insomma, non è che si limita soltanto a Ausolomio torna a Sorrento. Per esempio in Austria ha avuto un successo clamoroso, Funiculì Funiculà, un altro grande successo di questa collana. Normalmente il suo anno si divide 6-7 mesi all'estero e poi il resto in Italia. Diciamo così. Però quest'anno in particolare opererà di più in Italia. Sì, quest'anno sarò qui in Italia per fare una serie di concerti, una lunga serie di concerti nelle zone proprio della mia regione, a rischio Napoli, toccheremo le zone più degradate per dare un segno tangibile di questa solidarietà, per dire alla gente abbiate fiducia, ce la faremo, abbiate fede, ecco, non disperate, che dopo il cattivo tempo verrà il bel tempo, quindi su. Speriamo che questa speranza poi si realizzi concretamente. Noi adesso faremo vedere un filmato. Dove l'ha registrato? Alla Bruckner House di Linz. Pensi un po', con l'orchestra dello Staatsopera di Vienna c'è un coro di bambini, di gente adulta che è formata dagli italiani di Linz, cioè dal detto all'ambasciata italiana, l'albergatore famoso, il ristoratore, l'impiegato, cioè tutti quegli italiani che vivono in Austria che sono un po' così, hanno fatto molta fortuna. E il brano è? Funiculì, Funiculà. Grazie. Funiculi, funicula, funiculi, funicula, funiculi, funicula.